con Alessandro Gnocchi. Ci scusiamo per questo problema tecnico. A te la linea. Eccoci per la terza volta. Io sono Alessandro Gnocchi e questa volta siamo solo in voce. Questa è Alta Tiratura, riprendiamo dopo 2 settimane, passiamo subito, visto che siamo in ritardo, passiamo subito ai libri di cui vi voglio parlare questa settimana. Sono 2 libri antichi, vecchi, ma estremamente attuali, anche non solo per motivi tematici, ma anche perché qualcuno ha avuto la bella idea di trasformare uno dei 2 in una serie TV. E partiamo quindi da questo titolo, che è Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, un libro di cui certamente molti di voi hanno già sentito parlare e l'avranno anche già letto. È diventata una serie TV per Netflix, una serie TV francamente imbarazzante, soprattutto se si ha negli occhi il magnifico film, come tutti abbiamo negli occhi, il magnifico film di Luchino Visconti con Burt Lancaster e Alain Delon e Claudia Cardinale. Qui il protagonista invece è Kim Rossi Stewart, che non è assolutamente in ruolo, perché la figura del principe di Salina, che è il protagonista del libro, è una figura imponente. Kim Rossi Stewart non è imponente e soprattutto c'è un difetto che si riscontra in tantissime produzioni italiane e che rasenta ormai l'incredibile, cioè un libro che è profondamente siciliano, completamente radicato a Palermo e nella zona circostante. Questo libro che ha anche un sapore linguistico intensamente siciliano, ecco, per tradurre questa lingua non si è trovato niente di meglio che far recitare degli attori in romano, praticamente con l'accento romano. Quindi noi assistiamo a questa storia che si svolge durante il Risorgimento in Palermo e dintorni, con attori e attrici soprattutto che hanno palesemente un accento romano, e questo è incredibile. Ma il libro invece è di grandissimo interesse, è stato appena ristampato e vale la pena di leggerlo o di rileggerlo. Questo è un libro che ci spiega in poche parole come l'Italia sia stata fatta male, sia stata appunto unificata seguendo dei criteri sbagliati. Tutti ricorderete o tutti conoscete una delle frasi di questo libro che è diventata proverbiale, no? Che è appunto la famosissima frase se vogliamo che cambi tutto deve rimanere com'è, cioè anzi il contrario la frase: se vogliamo che tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi. Di cosa racconta cosa si riferisce questa frase? Il libro racconta appunto del declino della nobiltà borbonica, della spedizione dei 1000 che sbarca in Sicilia, e diciamo che l'autore segue le vicende di questa famiglia nobile, quindi legata ai Borboni, che deve trovare il modo di sopravvivere con il nuovo regime, anzi di vivere alla grande ancora anche sotto il nuovo regime. E appunto quello che il giovane Tancredi, Alain Delon nel film, dice al vecchio zio, Burt Lancaster nel film, è appunto che in realtà conviene schierarsi dalla parte degli invasori, perché così nel momento in cui essi dovranno prendere delle decisioni, anche la vecchia nobiltà sarà per forza coinvolta, in quanto appunto passata dalla parte dei Savoia. È questo che dice, quindi, se non ci siamo anche noi, tra quelli che vinceranno, quelli cosa faranno? Ti combineranno la Repubblica e ti toglieranno tutti i privilegi. Naturalmente questo significa accettare che l'ascesa di alcuni borghesi, che era inconcepibile quasi per la nobiltà borbonica e che invece dovrà essere accettato, e nel libro c'è appunto il compromesso del matrimonio tra Tancredi e la figlia di un dipendente del principe di Salina, quindi una specie di abbassamento sociale.
Ma ci sono degli altri passaggi che veramente spiegano, secondo me, cos'è l'Italia, cos'è stata l'Unità d'Italia. Forse quello più significativo è questo, cioè a un certo punto c'è una digressione su il voto del plebiscito con il quale in pratica viene sancita l'annessione della Sicilia al Regno di Savoia. E il principe, parlando con un prete, gli chiede che cosa ha votato al plebiscito e lui, il prete, dice che al plebiscito ha votato rigorosamente no all'annessione perché è ancora fedele ai Borboni. Però cosa succede? Succede che nelle urne esce un voto sbalorditivo, iscritti 515, votanti 512, sì per l'annessione 512, no 0. Quindi un dato evidentemente truccato, come rivela appunto il dialogo tra il principe e Don Calogero, e come dire, il principe davanti a questo risultato capisce che cosa sta succedendo veramente. Dice: a questo punto la calma discese su Don Fabrizio, che finalmente aveva sciolto l'enigma. Adesso sapeva chi era stato strangolato a Donna Fugata, che è una dei feudi del principe Fabrizio. In 100 altri luoghi nel corso di quella nottata di vento lercio, una neonata, la buona fede, proprio quella creaturina che più si sarebbe dovuta curare, il cui irrobustimento avrebbe giustificato altri stupidi vandalismi inutili. Il voto negativo di Don Ciccio, 50 voti simili a Donna Fugata, 100.000 no in tutto il regno, non avrebbero mutato nulla al risultato, lo avrebbero anzi reso più significativo e si sarebbe evitata la storpiatura delle anime. 6 mesi fa si udiva la voce dispotica che diceva: fai come dico io o sono botte. Adesso si aveva di già l'impressione che la minaccia venisse sostituita dalle parole molli dell'usuraio. Ma se hai firmato tu stesso, non lo vedi? È tanto chiaro, devi fare come diciamo noi, perché guarda la tua cambiale, la tua volontà è uguale alla nostra. E questa è una autentica mazzata su quelli che sono quello che è il significato appunto dell'Unità d'Italia. Un'unità che è stata fatta, diciamo, come appunto guerra di annessione e che forse sarebbe stato meglio realizzare in un altro modo, più rispettoso delle autonomie secolari alle quali noi siamo abituati e di cui io credo che ci sia ancora oggi un ricordo segreto, perché l'italiano non è italiano, cioè prima di essere italiano, l'italiano è il cittadino di casa sua, cioè uno è prima cremonese di essere lombardo e di essere italiano. Sì, certo, questo si può liquidare come campanilismo spiccio, come una roba di poca importanza, ma non lo è, perché in realtà la nostra storia è fatta di questo, è fatta dai liberi comuni, è fatta da una tradizione di autonomia, se non addirittura anche di scontro interno. E questo libro secondo me è esemplare nel far capire che cosa è successo e perché le cose poi non potevano che andare storte come sono andate. Adesso ci dovrebbe essere il brano Paranoid dei Black Sabbath, ma ve lo annuncio e basta perché non abbiamo tempo per farvelo sentire. E passiamo quindi al secondo, che poi in realtà sono 2 libri che vi voglio segnalare. Sono 2 libri, sono 2 grandi classici, uno è I demoni di Dostoevskij, anzi i demoni di Dostoevskij, e l'altro sono i taccuini inediti di Dostoevskij stesso. Perché ci occupiamo di questo autore? Allora, innanzitutto quella dei demoni edita da Einaudi è una nuova traduzione completamente rifatta sull'originale russo e quindi diciamo è diversa da quelle che trovate normalmente fino ad oggi avete trovato in commercio. Allora, questo libro ha una particolarità che è estremamente
attuale. Infatti fa una critica violentissima e radicale contro l'intelligenza di sinistra, diciamo così, progressista, protocomunista, a cui Dostoevskij stesso era appartenuto prima di cambiare completamente idea praticamente su tutto. E quindi in questo libro ci sono delle figure che assomigliano moltissimo a quelle figure che noi vediamo in TV, ad esempio, l'intellettuale da talk show, l'intellettuale da salottino televisivo, l'intellettuale da conferenza al Salone del Libro, questo tipo di intellettuale che è sempre radicale, si presenta sempre come rivoluzionario, anche quando in realtà non fa altro che snocciolare luoghi comuni su cui tutti sono d'accordo. Non credo che, a parte qualche nostalgico che c'è sempre, non credo che il fascismo sia, come dire, uno dei rischi che stiamo correndo in questo momento in Italia. Non credo che ci siano molte persone normodotate che preferiscono respirare cattiva aria e avere i polmoni imbottiti di polvere sottili. Quindi diciamo schierarsi dalla parte dell'ambiente e dalla parte della democrazia non è certo una mossa trasgressiva, anzi è quello che pensano praticamente tutti, è una banalità col botto. Ecco, Dostoevskij prende in giro proprio questo tipo di pensatore molto tra virgolette, molto esagerato. Ci sono due figure che risaltano tantissimo. Una è il vecchio intellettuale che si chiama Stepan Trofimovich, e dice Dostoevskij ha sempre svolto fra noi un ruolo particolare e per così dire impegnato, e questo ruolo lo amava appassionatamente, al punto che mi sembra non avrebbe potuto vivere senza. Non voglio equipararlo a un attore in teatro, Dio me ne guardi. Poteva trattarsi di semplice abitudine o di nobile inclinazione, coltivata fin dall'infanzia, per la piacevole fantasia di incarnare una bella figura di impegnato. Amava straordinariamente, sentito questo passo, a quanti scrittori italiani si potrebbe riferire, amava straordinariamente la sua posizione di perseguitato e per così dire di confinato. In queste due parolette c'è una sorta di lustro che l'aveva sedotto una volta per sempre, elevandolo poi, anno dopo anno, nella sua stessa opinione, aveva finito per collocarlo su un piedistallo assai alto e piacevole per il suo amor proprio. È il ritratto sputato dagli intellettuali pubblici, chiamiamoli così, impegnati di oggi, che si spacciano per dissidenti quando invece sono, come dire, pubblicano per grandi editori, scrivono sui grandi giornali, si pongono come anticonformisti e sono invece il concentrato di quello che pensa il ben pensante medio di sinistra e anche di destra ormai. Quindi questo è uno dei tanti passaggi veramente illuminanti su questo tema. Poi c'è un altro personaggio, non c'è purtroppo una citazione che fa così chiara come quella che abbiamo fatto adesso, che è un altro personaggio che invece è il giovane intellettuale, quello che arriva dopo Stefan Trifomovich, e questo è l'intellettuale nichilista, cioè ci fa vedere un gruppo di ragazzi che devono contestare tutto e che devono, come dire, distruggere tutte le istituzioni, un po' come è successo nel 68. Ricordano moltissimo i sessantottini, no? Questo gruppo di ragazzi che dovrebbero distruggere appunto tutte le istituzioni vigenti, ma non sanno con che cosa, non hanno niente con cui sostituirle. E di conseguenza cosa significa? Significa distruggere e basta. Ma questa distruzione non porta alla liberazione dell'uomo, anzi porta alla sua infelicità, porta all'insicurezza assoluta. E quindi anche qui Dostoevskij prende e mena veramente duro. E come dire, questo libro spiega tantissimo appunto la figura dell'intellettuale impegnato a guardarsi allo specchio, probabilmente direbbe Dostoevskij. Poi ci sono i taccuini, questi sono i diari pubblicati da Luni, sono appena usciti,
lui Dostoevskij per tutta la vita è stato un grafomane perso e quindi ha scritto tonnellate di taccuini e di diari in cui commenta le notizie dei giornali oppure fa brevi riflessioni filosofiche oppure abbozza addirittura delle parti dei suoi romanzi. Se noi andiamo a vedere quello che lui scrisse all'altezza appunto della composizione dei demoni, anche questo volume è appena uscito in libreria e non è una novità assoluta, ma non viene ristampato da moltissimi anni, quindi è come se lo fosse. Dicevo che appunto se andiamo a vedere quello che scrisse Dostoevskij ai tempi dei demoni, noi vediamo che ci sono delle riflessioni molto molto interessanti e calzanti su cristianesimo e socialismo. E perché sono interessanti? Perché, come dire, Dostoevskij smonta il socialismo e fa vedere come il cristianesimo sappia recepire, cioè avesse già in sé le caratteristiche di giustizia e di giustizia, però essendo capace poi di coniugarlo con la libertà. Quindi diciamo non è Cristo il primo socialista come ogni tanto si sente dire, semplicemente, anzi non tanto semplicemente, diciamo che Cristo aveva, il messaggio di Cristo ha in sé già la giustizia che il socialista vuole ottenere invece con la forza. E diciamo che il programma politico di Dostoevskij si risolve più o meno nel discorso della montagna. E qui vorrei aprire una piccolissima parentesi, perché secondo me in Italia, ma ormai temo in Europa, quando si parla del discorso della montagna si pensa, non so, che sia stato pronunciato una roba che riguarda Madonna di Cortina, Courmayeur, Madonna di Campiglio, cioè le Sacre Scritture proprio sono completamente trascurate, non si leggono neanche più a scuola. È peccato perché purtroppo per chi non le conosce, per chi non le conosce direttamente, si perde un bagaglio secolare, sacro per chi ci crede, e si vede come tanti problemi che ci attanagliano fossero già stati, come dire, affrontati, risolti, e quindi è un peccato che appunto si sia persa l'abitudine di leggere i Vangeli. A questo punto io chiudo perché siamo in mega ritardo. Vi consiglio di leggere Il Gattopardo e almeno i demoni e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie, ciao.